Ciao, qui Alessio Veneziano, fisioterapista di Veneziano Therapy e in questo video voglio spiegarti come puoi rilassare il tuo sistema nervoso in veramente pochi secondi attraverso tre semplici step. Ricordo quando soffrivo di dolori lancinanti al cervicale, ero ancora a lavorare in ufficio in quel periodo, anni fa, e il dolore sembrava incrementare di ora in ora, fino a che arrivavo a mezzogiorno che veramente non era più gestibile, e la mia concentrazione andava giù, ero frustrato, il mio mood era super nervoso, insomma non era facile lavorare in questo modo e questo iniziava già da lunedì per poi arrivare al venerdì dove ero veramente sfinito. Quello che ho capito e imparato dopo, negli anni successivi, insomma, e che ti sto per insegnare, mi ha aiutato a eliminare o prevedere il dolore direttamente prima che arriva ai livelli, alti. Cosa voglio dirti? Innanzitutto devi capire che il primo modo è quello di essere consapevoli di essere in una situazione di stress, in una situazione in cui il dolore è un messaggero. Cosa voglio dirti in questo? Molto importante avere una consapevolezza corporea legata a come ci sentiamo emotivamente. È normale che se si sta facendo un lavoro da scrivania molto stressante, che magari non ci piace, il nostro collo o comunque il nostro corpo ce lo fa sentire attraverso questo segnale di contrazione, che questa contrazione poi diventa dolore. Quindi cosa puoi fare all'inizio? Essere consapevole che questo dolore non è nulla di grave, che molto probabilmente se è collegato al tuo livello di stress è un segnale chiaro che vuole dirti fermati, prenditi cura di me, oppure vuole dirti cambia qualcosa, non puoi continuare avanti così. E nella mia situazione io facevo un lavoro che a me non piaceva per niente quando soffrivo di dolori persistenti. Stavo facendo un lavoro da scrivania, pensavo che fosse la postura a creare il problema. Molte volte, quante persone, quanti fisioterapisti ti avranno detto la tua postura è scorretta, dobbiamo raddrizzarti un po', oppure fai questi esercizi per raddrizzare la tua colonna vertebrale o cervicale. Posso dirti che questi esercizi non servono assolutamente a niente se soffri di dolori persistenti, perché il fattore biologico, quindi il tuo fattore scoliosi o cervicale storta, non è un fattore che ha senso guardare, perché questi sono, diciamo, problematiche che molte volte non hanno niente a che vedere col dolore, ma semplicemente a un'usura o a un invecchiamento, a una ruga del tuo corpo, mettiamola così. Quindi la prima cosa è capire in che stato ti trovi emotivo, quindi pensare psicologicamente, non fisicamente. Ti arriva la tensione, ok, dove è il collo? Dove si trova questa tensione? Cerco di sentire questa parte che mi sta chiedendo attenzione. Non sono quindi in questo momento capace di portare il sintomo a zero se non capisco da dove arriva. E quando dico da dove arriva non parlo da dove arriva nel senso se arriva dalla schiena, se arriva dalla parte della nuca o se arriva dalla spalla o direttamente dal collo. Parlo da dove arriva emotivamente. Arriverà in un periodo sicuramente che è stressante per te. Se stiamo parlando di dolori nociplastici, ovvero dolori che arrivano dal tuo sistema emotivo e nervoso, ecco che lo stress è un punto chiave. Quindi questo è il primo step. Consapevolezza corporea. Arrivi semplicemente a dire ok, sono in questa situazione, cosa posso fare? A questo punto puoi iniziare a rilassare quella tensione semplicemente sentendola, guardandola, osservandola. Fino ad oggi tu cosa hai fatto? Hai cercato di evadere quella zona. Quante volte vedo persone che sono in scrivania e cercano di strecciare, cercano di scrocchiare il collo, semplicemente poi posticipando il problema. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo
essere consapevoli di questa tensione adesso e osservarla. E osservandola cerchiamo di abbassare le spalle, come se fosse un peso morto. Quindi abbassiamo le spalle, focalizziamoci sul respiro. Una volta che ti sei focalizzato sul respiro, abbassare le spalle, senti quel bruciore che hai alla zona della cervicale. Bene, lo sto sentendo. Chiudi un attimo gli occhi, respira, senti dove va. Dove si sta spostando questa tensione? Di che colore è questa tensione? Prova a capire di più su questa parte. Devi essere curioso, curiosa di questa parte del corpo che ti sta facendo male e di rilassarla semplicemente portandogli della tensione. Il tuo sistema nervoso non vuole altro che sentirsi accolto in questo momento perché ti sta dando un segnale ed è un segnale di evasione, vuole farti evadere da quello che non devi pensare. Quindi se ti senti in una situazione stressata, a lavoro, in famiglia, ovunque tu sei e arriva il dolore, molte volte questo dolore è un indizio di evasione. Quindi tu cosa fai? Lo accogli, non lo evadi, non fai il gioco del corpo, fai il gioco del tuo cervello. Il tuo cervello semplicemente vuole dirti qualcosa. Quindi utilizzi questa tensione muscolare come segnale, come opportunità di ascolto. Se non ascolti, questa tensione andrà solo che più su, togliendoti le energie del giorno, togliendoti focus, togliendoti voglia di lavorare e fare qualsiasi cosa. Vuoi solo buttarti su un letto e pensando che quella è la soluzione, non muovendoti più. Invece questa non è la soluzione, quella è la soluzione che ti è stata probabilmente data forzatamente perché non avevi a disposizione le informazioni che abbiamo oggi sul dolore cronico. Quindi questo è il secondo step. Rilasso della tensione muscolare, semplicemente osservando quella tensione. Nel canale YouTube trovi una meditazione guidata molto potente, meditazione auto-ipnosi, dove vado a guidarti su questo processo. È vero che se sei a lavoro non puoi fare 10 minuti di meditazione, ma potrai fare semplicemente il primo step di essere consapevole di dove ti stai trovando e se ti trovi in una situazione stressante. Due, portare attenzione su quella parte del corpo semplicemente con un senso di curiosità. È vero, non è semplice, ma questo dà un segnale al tuo cervello, al sistema nervoso di rilassarsi. Perché se tu fai l'effetto, dai il segnale opposto, ovvero quello di andare ancora più in tensione, strecciare, andare contro il corpo, cercare di scrocchiare il collo pensando che ci sia chissà che cosa da scrocchiare lì. No, non stiamo facendo il gioco giusto. Quindi il terzo step, l'ultimo, è quello del monitoraggio costante del tuo sistema emotivo e nervoso. Quindi ogni qualvolta, perché questo succederà che la tensione andrà giù, però capiterà nel giorno che la tensione andrà di nuovo su. Ecco che lì nuovamente sarai davanti a un'altra opportunità, ovvero quella del nuova consapevolezza e del lasciare la tensione sciogliersi, semplicemente osservando, semplicemente portandogli il respiro e la consapevolezza su quel punto. Vedrai che una volta che porti la consapevolezza su quel punto, il dolore inizia a sciogliersi, quella tensione inizia a sciogliersi. In quel momento tu hai un incredibile quello di portare la tua attenzione in ogni secondo quando hai questa tensione muscolare che inizia ad arrivare. Non devi aspettare che arriva ad una scala da 0 a 10 a 10, dovrai semplicemente sentire che quando è a 4 e a 5, ecco che lì è il momento di portare la tua attenzione e la consapevolezza in quel punto, respirare dentro e lasciare andare il corpo. Il tuo corpo è intelligentissimo, il tuo sistema nervoso è intelligentissimo. Non devi pensare a come risolvere questo problema in questo momento o in quel momento che fai questo esercizio, lui sa quello che deve fare. Vuoi tu essere semplicemente l'ascoltatore, l'osservatore di quel processo. In quel modo, quando tu sei in ascolto e in osservazione, dai modalità al tuo sistema nervoso di ricalibrarsi. Quello che succede molte volte è che fai l'opposto, non sei in osservazione, non sei in ascolto e cerchi di controllare quella situazione. Più la controlli, più il sistema
va in ipersensibilità, va in infiammazione. Non devi controllare il tuo dolore. Quindi lasciamo perdere ogni terapia che mira a raddrizzare il tuo corpo o a cercare di massaggiarlo con forza perché il dolore deve essere annientato. No, questo è assolutamente non funzionante, te lo dico perché io ho sofferto da tantissimo tempo di dolori cronici al collo, soprattutto, ecco perché faccio questi video, ecco perché invito le mie persone a guardare tutte le mie risorse, che sono la maggior parte delle gratuite, e se vuoi un supporto in più, ho a disposizione 3 posti al mese per quelle persone che vogliono essere in affiancamento direttamente con me, con tutte le informazioni che hai bisogno per ritornare a stare bene. E prendo solo persone che hanno dolori al collo o emicrania, perché so che questo metodo ha funzionato per me e ha funzionato per altre persone che ho seguito. Si può fare in teleassistenza perché non servono le mie mani per metterti a posto, perché tu sei già a posto così, servono solo esercizi e consapevolezza emotiva per portare il tuo sistema nervoso a ricablarsi, a rimodellarsi, perché questo è quello che ci dice oggi la nuova neuroscienza del dolore. Possiamo utilizzare la mindfulness, la meditazione, l'esercizio fisico e l'espressione emotiva per curare il dolore al 100%. Se vuoi saperne di più, come fare, ho fatto un seminario di 40 minuti che spiega tutto e nel dettaglio e a quel punto puoi capire se può fare per te e prendere una consultazione conoscitiva ed entrare in preselezione di questo percorso che ti propongo. Se hai dei dubbi o hai dei commenti, lasciameli qui nel video qua sotto e spero di vederti al prossimo video. Ciao, a presto.